E rieccoci qui in rigorosa diretta per raccontarvi questa emergenza coronavirus, a cominciare dai numeri che fotografano meglio di tante parole quello che sta accadendo in Veneto. Vi do proprio i numeri, i dati che ha fornito pochi minuti fa il presidente veneto Luca Zaia. Le persone in isolamento in Veneto sono 14.268. I positivi in Veneto sono 5.122. I ricoverati 1368, in terapia intensiva ci sono 255 persone e noi di Rete Veneta siamo vicini a loro e alle loro famiglie ovviamente. Siamo sicuri che tutto andrà bene. I decessi sono 169 e i dimessi, per fortuna, sono in crescita, sono 309. Luca Zaia sottolineava come le mascherine che sta producendo la Regione Veneto siano in produzione, in parte siano già in distribuzione. 2 milioni sono state già approntate e oltre 4 milioni sono in arrivo. Per quanto riguarda invece la situazione il modello che la Regione Veneto vuole seguire è quello di VO, cioè una chiusura totale, portando poi i tamponi al maggior numero possibile di cittadini, a tutti i veneti. Questo perché? Perché così possono essere individuati anche i positivi asintomatici. È chiaro che i positivi asintomatici, se non fanno il tampone, non sanno di essere malati e possono a loro volta contagiare molte persone, sia in casa, tra i familiari, e bisogna prestare grande attenzione soprattutto ai più anziani, ma anche agli eventuali colleghi di lavoro, nel caso si appartenga a quelle categorie che il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri consente che continuino a portare avanti la loro professione. Da questo punto di vista il progetto che la Regione Veneto sta portando avanti proprio perché tutti i cittadini possano fare il tampone è un progetto che ha il timbro scientifico del professor Crisanti, capo del Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, che sta appunto collaborando con la Regione, con Zaia, proprio perché si riesca a processare il maggior numero di tamponi, raggiungendo poi piano piano tutti i cittadini veneti. Bene, questa è la situazione, questo è il quadro della situazione, vi ho dato i dati, vi ho dato i numeri, ma ripartiamo adesso da un aspetto meno pragmatico, meno scientifico, più spirituale, cioè e quindi non meno importante, anzi la spiritualità in questo momento viene riscoperta da tanti cittadini, da tanti veneti, e le messe che stiamo trasmettendo sono seguitissime. Quella che abbiamo mandato in onda oggi è stata celebrata dal Patriarca di Venezia, dal Santuario Diocesano di Santa Lucia. E allora risentiamo l'omelia del Patriarca. Cari fedeli, ci ritroviamo per celebrare, come dicevo all'inizio, la quarta domenica di Quaresima, col cuore gonfio di dolore. Abbiamo ancora negli occhi le 2 carovane di mezzi militari che vanno verso i forni crematori di altre città perché Bergamo non è più in grado di dare questo ultimo servizio a questi suoi fedeli cittadini, uomini, donne. Bergamo è l'antica terra di San Marco e quindi siamo vicini a tutti, a tutte le città, a tutti i territori. In modo particolare ricordiamo questa città, ricordiamo poi i nostri morti. Oggi desidero in modo particolare ricordarli e richiamarli
perché alcuni di voi mi hanno scritto. Flavia mi ha detto che il suo papà se n'è andato in un modo anonimo perché la situazione attuale non ha consentito neanche l'ultimo commiato. Ogni uomo, ogni donna, quando sembra particolarmente sola o solo e abbandonato, ha una presenza particolare del Signore. Cara Flavia, sii convinta che al tuo papà non è mancato questo conforto particolare. La testimonianza poi dei nostri medici, non c'è aggettivo che possa rendere ragione di quello che stanno facendo. Medici, infermieri, volontari, che Dio li benedica, che Dio li sostenga in questa loro immane fatica. Ci dicono con la loro testimonianza una volta di più che il bene è più forte del male, che la solidarietà, la carità è più grande, più forte dell'individualismo e dell'egoismo. Grazie per questa luce, ve lo dico dalla Chiesa che conserva le spoglie di Lucia, grazie di questa luce che siete oggi per noi. Desidero adesso condividere la parola di Dio che oggi è ricchissima, firmandomi su due semplici punti. La prima lettura, Dio, il primo libro di Samuele, Dio sceglie il più umile, Dio sceglie il più insignificante, Dio sceglie colui o colei che gli altri hanno dimenticato. Non hai altri figli? Dice il profeta Samuele a Jesse. Sì, c'è l'ultimo, ma è a pascolare il gregge, chiamalo. E Dio aveva scelto lui, non il maggiore, il più prestante, aveva scelto il più piccolo. Il Vangelo. Chi ha peccato? Chiedono i discepoli a Gesù vedendo questo cieco dalla nascita, lui o i suoi genitori? Allora, nella prima lettura Dio ci ricorda, mi ricorda, ricorda le nostre comunità che ha bisogno per poter agire nel mondo degli umili. Ha bisogno che diventiamo umili. È il modo unico in cui noi lasciamo che Lui agisca nella nostra vita, attraverso di noi, se no Dio si ritira e quando Dio si ritira nascono i problemi degli uomini. Il tema dell'umiltà, ridurre il proprio io, lasciare il posto agli altri, è un tema quaresimale, sì, perché la conversione inizia dal mio io, da me. E il profeta Gioele, il mercoledì delle ceneri, l'inizio di questa anomala, strana, che non dimenticheremo mai, Quaresima, ci ricordava il profeta Gioele: laceratevi il cuore, non gli abiti, non il vestito. Il ridimensionamento del nostro io inizia dal nostro modo di pensare, anzi, dal nostro modo di pensarci, dal nostro modo di parlare sulla rete, nelle varie catene che legano più persone che si identificano col termine amici, forse un termine eccessivo. Quanta supponenza, quante polemiche, quanta aggressività, quanti io fuori del controllo. E poi alla fine quante banalità, quanto tempo perso in inutili monologhi. Non si risponde neanche agli altri, si continua a dire quello che si diceva prima.
l'atto di umiltà. Signore, voglio lasciarmi portare, voglio lasciarmi condurre, accetto d'ora in poi i contrattempi, i disguidi, i fraintendimenti della mia vita. Ritorniamo brevemente sul Vangelo, la risposta di Gesù. Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Né lui né i suoi genitori, perché questo è reso possibile per manifestare le opere di Dio. Cari amici, care amiche, il Vangelo stigmatizza un nostro moto primo, la volontà di trovare sempre, in ogni circostanza, qualcuno su cui scaricare la colpa, la responsabilità, quasi per voler tranquillizzare la nostra coscienza, quasi a dire non c'è un colpevole che sia io non lo sono, io mi posso chiamare fuori, io posso stare tranquillo. Torna ancora fuori il nostro io, metterci al sicuro. A me non può capitare, se a lui è capitato ci sarà un motivo. E invece noi siamo al sicuro solo se ci abbandoniamo in Dio, a Dio, ci lasciamo condurre da Lui. E allora capiamo che Gesù dice non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma perché si manifestino le opere di Dio. Domenica scorsa, vi ricordate la Samaritana, oggi il cieco nato. Il Vangelo che ci accompagna a Pasqua, il Vangelo di Giovanni, ci presenta una serie di incontri con Gesù, incontri che cambiano la vita delle persone, e l'incontro con Gesù che cambia. La Samaritana, Nicodemo, oggi il cieco nato, non sono mai gli incontri con Gesù delle passeggiate tranquille, tranquillizzanti, ma sono degli incontri, scontri che cambiano la vita. Vi ricordate domenica scorsa la Samaritana? Vai a chiamare tuo marito, non ho marito. Hai detto bene, ne hai avuto 5 e questo è il 6º. E ancora Gesù le dice, la salvezza non viene dai Samaritani, ma viene dai Giudei. E sappiamo che tra Giudei e Samaritani correva astio. Oggi il cieco nato. Riprendete oggi questo bel Vangelo, un po' lungo, ma ogni parola è soppesata. Cogliete soprattutto il crescendo. Il cieco prima riconosce in Gesù l'uomo. Chi è che ti ha guarito? L'uomo Gesù, l'uomo chiamato Gesù. Poi di fronte alla domanda incalzante dei farisei, degli scribi, chi è che ti ha guarito? È un profeta. E poi c'è il punto decisivo, l'incontro ultimo, finale con Gesù. Credi nel Figlio dell'uomo? Figlio dell'uomo è l'unico titolo, l'unico nome che Gesù ha attribuito a sé nel Nuovo Testamento. Non si è mai chiamato in altro modo. Quindi è la sua manifestazione divina. Carissimi, il Covid-19 ha toccato molti personalmente nei loro affetti, nel loro modo di intendere la vita, iniziando da ciò che è più esterno, gli stili di vita, ma soprattutto il Covid-19 ci toccherà dentro, ci lascerà diversi da come ci ha trovati personalmente come società. Il Covid-19, quando se ne andrà, perché se ne andrà, e la nostra preghiera può abbreviare la sua vita in mezzo a noi, ci lascerà diversi. Non più l'uomo che si illudeva d'avere le risposte a tutte le domande e la soluzione a tutti i problemi, anzi l'uomo che pensava di essere lui
la soluzione di tutti i problemi. L'uomo che credeva di essere Dio, questo uomo rimarrà almeno per un po' di tempo sepolto, speriamo a lungo, perché noi uomini non impariamo mai la lezione del bene e scopriremo che essere uomini moderni, essere uomini progrediti, vuol dire riscoprire la propria creaturalità, vuol dire riscoprire anche i propri limiti, vuol dire riscoprire che abbiamo bisogno degli altri e riconoscere che non nell'intelligenza, nell'efficientismo, nella prestanza fisica, nella grande personalità, ma nell'incontro personale con gli altri, camminando insieme agli altri, amando di più la nostra comunità, lì c'è l'uomo rinnovato, forse chattando un po' di meno a colpi di monologhi saccenti e imparando ad ascoltare di più chi ci parla non in un contatto virtuale, ma in un incontro reale. Covid-19 ci porterà a mettere in questione molte cose, come uomini e come cristiani, iniziando dall'uomo concreto e reale, rispettandolo nel suo mistero, dal concepimento fino alla sua morte naturale, accogliendolo quando ha bisogno e bussa alla nostra porta senza troppi se o troppi ma. Ci lascerà diversi anche come comunità cristiane, come credenti, iniziando ad annunciare un Vangelo che ha al centro il Signore Gesù, senza troppe ermeneutiche e aggiustamenti umani che siano teologici, psicologici o sociologici, riniziare da Gesù. Chiediamo attraverso l'intercessione di Santa Lucia che il Signore accolga nella sua pace i nostri morti, lenisca il dolore ai loro familiari, sostenga i nostri medici, i nostri infermieri, i volontari, tutti noi, certi che ce la faremo e saremo nuovi di un'umanità e di un discepolato migliore. Ricordiamo e facciamo nostro il monito di San Paolo alla Chiesa di Roma: siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Papa Francesco e la penitenzieria apostolica, su mandato del Papa, ci hanno richiamato al valore dell'atto di amore perfetto. Ci può riconciliare con Dio. E il valore grande della indulgenza, il perdono più grande che la Chiesa possa donare ai suoi figli, soprattutto nel momento della grande difficoltà che viviamo. Coraggio a tutti, Santa Lucia interceda per noi. E queste sono le parole del Patriarca, avete sentito, siate lieti nella speranza, che Santa Lucia interceda per noi. Queste le parole appunto del Patriarca nella messa che ha celebrato al Santuario Diocesano di Santa Lucia, che abbiamo mandato in onda in diretta, tra l'altro seguitissima. Vi ringraziamo per aver scelto Rete Veneta, per aver seguito insieme a noi il Patriarca in questa celebrazione così importante. Noi ci fermiamo per qualche istante, vi ricordo di utilizzare sempre la mascherina come facciamo anche noi, anzi adesso io la indosso e lascio spazio alla collega Vanessa Banzato. Quindi rimanete con noi, tra poco torniamo.